il filmato diverse volte, l'ho visto e l'ho rivisto via internet e mi chiedevo, ma è mai possibile che una lotta così d'avanguardia, e perché è un qualcosa di assolutamente esclusivo, quello che è successo a Pratobello, e ci manca oggi è una lotta, quella che resta sempre di attualità, ed è quella che non riusciamo più a organizzare. Una lotta dove ha visto uomini, donne, bambini, ragazzini, donne incinte, donne che avevano parto e tutti alla pari. È una cosa che mi ha colpito molto, è che non ci sono neanche stati dei tentativi palesi come avviene nel quotidiano da parte, ad esempio, di una componente maschile che dice roba nostra, no? Anche con così atteggiamenti di falsa difesa della donna, che magari incinta, meglio che tu te ne stia a casa, oppure c'è qualcosa da fare. C'è stata questa interazione di energie anche, cioè, nelle famiglie, nella comunità, che è straordinario. Cioè questa, la lotta di Pratobello è di un'attualità estrema, e con preoccupazione io chiedo, è mai possibile che la situazione e l'aggressione militare nei nostri territori sia intanto aumentata, eccetera, dappertutto, e ancora oggi vediamo cosa sta avvenendo nei territori sardi? I poligoni non sono nostri, sono i poligoni dello Stato italiano nei nostri territori, e questo va sempre puntualizzato. Non solo, ma produciamo anche le bombe che poi esportiamo in Arabia Saudita, eccetera. E oggi più che mai abbiamo un problema di sicurezza, a parte il danno per le nostre economie, il danno per quella che è la militarizzazione e così via. Adesso si aggiunge anche l'altra forte preoccupazione, è che il problema della sicurezza. Il Qatar ce l'abbiamo al nord, col Matero Olbia, e quindi è padrone di casa. Al sud sta succedendo l'esportazione delle bombe che da Domus Novas vanno dritte e dritte in Arabia Saudita, che devono andare ad aggredire popoli come il nostro, e noi siamo messi lì, cioè siamo un popolo come se non ci fosse consapevolezza. Per cui dobbiamo ripartire da Pratobello, ma non in modo demagogico, cioè quella è stata un'esperienza, ed è un orgoglio, non solo di Orgosolo, scusate che voi siete orgogliosi, è un orgoglio sardo. È un orgoglio tutto sardo, per cui dobbiamo cercare di rimettere in moto quelle dinamiche che facciano stare insieme i sardi, perché noi oggi, guardate, c'è una disgregazione a livello culturale che ci porta ad avere la difficoltà di stare insieme per le lotte più banali, per le cose proprio del quotidiano, non riusciamo a metterci insieme. Molto hanno fatto in questa direzione i partiti italiani, spaccare, no? Ed è venuto a mancare un sentimento nostro sardo che invece ci consentisse di incollarci, e io mi auguro che questo, infatti anche la serata di oggi cade nel momento giusto anche rispetto alle lotte che noi stiamo portando avanti, e abbiamo una grande inconsapevolezza anche rispetto alla privatizzazione del sistema sanitario pubblico. Ci stanno sfilando il diritto alla salute da sotto i piedi, e i sardi non sono consapevoli, ma si ridurrà l'aspettativa di vita, succederà di tutto di più qui in Sardegna. Noi non siamo in grado di pagare le assicurazioni come sta già avvenendo in alcune regioni d'Italia, per cui si ridurrà l'aspettativa di vita, saremo più poveri che mai, e quindi saremo come animaletti slinzagliati che vivranno la giornata. Io mi riappello a Pratobello, grazie, e grazie per quello che avete fatto in quegli anni, grazie.